Grande successo del Friuli Occidentale al Salone del Libro di Torino, dove è andato in scena lo show cooking di Pordenone with Love. Formaggio, Montasio e figo moro di Caneva sono stati i protagonisti dei piatti che la lady and chef Silvana Mozzon ha preparato per gli ospiti. L'evento è stato inserito nel nuovo spazio cookbook del salone dedicato proprio alla cucina e ai piatti della tradizione, che stanno diventando un tema trainante dell'editoria e delle trasmissioni televisive. Lo spazio, ricavato all'interno del padiglione 3, era quasi interamente made in Pordenone, poiché è arredato con una cucina della Valcucine e una piastra di cottura dell'Electrolux. Quest'anno l'evento, come il formaggio Montasio diventa frico e il figo moro biscotto, le ricette pordenonesi with love, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico perché hanno potuto vedere la realizzazione dei piatti in diretta. Giustamente abbiamo presentato il nostro formaggio Montasio e pertanto l'abbiamo lavorato e abbiamo creato il sole, come abbiamo detto, pordenonese, e poi i fricchini, e poi naturalmente non poteva mancare il figo moro a 2 passi da noi, con la ricotta di Marsure e tutti i nostri prodotti che ci coinvolgono in maniera positiva, no? Gli assaggi dei prodotti sono andati letteralmente a ruba e il pubblico si è soffermato a chiedere informazioni anche in vista della prossima durata degli Alpini in programma per maggio 2014 a Pordenone. A fare gli onori di casa il presidente dell'ente camerale Giovanni Pavan. Abbiamo potuto presentare i nostri prodotti tipici con un nostro ristoratore, ma la cosa che ci ha fatto più piacere è perché la cucina era una cucina del nostro territorio, perché era della Valcucine, e diciamo che tutto il complesso del fuoco era un complesso del fuoco di Electrolux, quindi ancora una volta direi che abbiamo dimostrato che Pordenone è qui per un fatto di cultura, ma anche le eccellenze del nostro territorio comunque sono presenti quando parliamo di cucina. Anche per il direttore di Concentro Luca Penna lo show cooking è stato un successo. Con Torino, col Salone di Torino, con la fondazione abbiamo, si può dire, un vero e proprio gemellaggio e quindi ci troviamo qui in casa, ci hanno dato l'opportunità di aprire questa grande finestra per i prodotti pordenonesi, è stato un successo e quindi ne siamo molto orgogliosi. Questo anche grazie alla passione dei nostri ristoratori e alla qualità e bontà dei prodotti, che hanno trovato un grandissimo riscontro e interesse da parte del pubblico del Salone di Torino.